Ok, siamo pronti. Iniziamo questo webinar organizzato dall'Associazione Veneta di Rosario, Argentina, il centro turistico delle ACLI, Wigwam Clubs APS Italia e le comunità locali di Wigwam di Milano Affori e Rosario in Argentina. Mauro Testa è il mio nome, io sono presidente dell'Associazione Veneta di Rosario e anche ehm, corrispondente della comunità locale Wigwam Rosario, e questo incontro è un po' sorto dopo un incontro che abbiamo avuto a Milano proprio con Chetti Caraffa e tutto il lavoro che stiamo svolgendo sia con il centro turistico delle Acli, con Marco Ferrero, con Efrem, adesso con Cati e con tutta la gente di Wigwam, su una tematica che per noi è molto importante, che è il turismo sociale. E appunto questo webinar lo abbiamo nominato Turismo sociale Italia-Argentina, prospettive di scambio e viaggi. E appunto parleremo un po' di questo tema e anche pensando agli scambi che possono sorgere e concretizzare per l'anno prossimo, nel 2025. Per prima voglio presentare Efrem Tasinato, tutti lo conosciamo molto bene, ha partecipato da diversi webinar organizzati dalla nostra associazione, da Wigwam Rosario. Efrem è presidente e fondatore di Wigwam Clubs Italia, radicato a Pieve di Sacco. E quindi do a te la parola, Efrem. Abbiamo più o meno 10 minuti. Aspettiamo intanto Matteo Altavilla, che è il presidente del centro turistico delle Acli nazionale, e poi Chetti Caraffa di Milano Affori. Efrem, a te la parola. Grazie Mauro, e soprattutto per questa bella opportunità per raccontare la visione di Wigwam rispetto al turismo. Il titolo del mio intervento è Il turismo delle comunità locali, modello, esperienze, potenzialità. Sono in pratica 5 concetti che vengono espressi all'interno di questo titolo, che diventa anche poi dopo un tema. Innanzitutto il turismo. Turismo, beh, sappiamo tutti che cos'è, però ci sono anche molti modi per intenderlo. C'è chi il turismo lo intende esclusivamente come un'attività economica, business, che è anche giusto che sia. C'è chi invece pensa al turismo come un'attività produttiva, e lo è anche in effetti. E c'è chi il turismo lo intende anche come relazioni sociali. In questo caso il ragionamento che stiamo affrontando questa sera è proprio di taglio sociale, e pertanto è diciamo, su questa versante che si sbloccherà il mio contributo. Turismo sociale delle comunità locali. Che cos'è una comunità innanzitutto e che cosa significa locale? Beh, la Wigwam Clubs Italia è un'organizzazione composta da tante comunità locali, attualmente sono 143 in 21 paesi. Per comunità si intende un aggregato di persone. Nella nostra definizione sono persone fisiche, quindi individui, ma anche persone giuridiche, quindi aziende, istituzioni, associazioni, che si riconoscono in alcuni valori, in determinati valori, che sono legati da valori, o sono legati da interessi, oppure sono legati da un territorio. Nel caso delle comunità locali, intendiamo un aggregato di persone, quindi fisiche e anche giuridiche, che popolano un determinato territorio, quindi una determinata tesserina del puzzle che compone il mondo, pensando al mondo come una sorta di grande puzzle dove ogni territorio, con una propria identità, anche piccolissima, esprime una visione della cultura, esprime un'esperienza diciamo, di vita, esprime una storia, esprime un'economia.
Le nostre sono comunità locali Wigwam, quindi sono comunità, quindi aggregazioni locali perché si riferiscono ad uno specifico territorio e sono Wigwam perché si ispirano a dei valori. Quindi il cemento non è esclusivamente la territorialità, abitare nello stesso posto, nello stesso luogo, ma abitare in questo luogo uniti però da uno scopo, da una visione, da uno stile di vita, da un comportamento. Quindi Wigwam, la denominazione Wigwam altro non è se non il marcatore di un comportamento. Ed è in questo caso il comportamento che definisce una propensione, ma soprattutto direi un'attività, una proattività per fare in modo che le nostre comunità locali, che poi dopo compongono il grande puzzle del mondo e quindi per portare un contributo a livello globale, contribuiscono nel loro piccolo o grande che sia a far sì che il mondo sia sempre più equo, quindi giusto. Non dico etico, attenzione, perché l'etica è un qualcosa che attiene alla morale, ognuno ha la sua ed è giusto che sia così, perché in effetti l'etica non è altro che un modo di vedere le cose particolare. L'importante è che le diverse etiche dialoghino tra di loro, perché altrimenti succede lo scontro. Le guerre succedono soprattutto per questo, oltre che naturalmente per ragioni di interesse, no? Quindi il secondo valore è la solidale, inteso però come mutualità, non come carità. Dopo chi fa la carità va bene, ci sta, però la carità può prestarsi da una parte ad abituarsi all'assistenzialismo e quindi doverlo recepire come un qualche cosa di dovuto, invece non è così. E dall'altra è un lavarsi la coscienza con operazioni di greenwashing grandi o piccole che siano, e non va bene. Ma la mutualità è un'altra cosa, è un do des, che può anche essere, come dire, ad importo zero, voglio dire, non è che deve essere ripagato in qualche modo, però comunque è comunque un do des. Chi riceve almeno un grazie lo deve dire. Terzo, sostenibili. Sostenibili, così come viene come dire, detto, dichiarato dall'Agenda 2030, la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale. Noi, Wigwam, ne aggiungiamo un'altra, la mettiamo come quarta però all'inizio e parliamo di sostenibilità culturale, ovvero quando un territorio, una comunità popolato da una comunità perde la propria identità culturale, è finita, diventa omologata, non ha più niente da poter come dire, offrire in cambio di quello che altre comunità potrebbero dare proprio così in una logica di interscambio. Modello, l'ho appena definito. Il modello è quello che abbiamo costruito in oltre 50 anni di attività. Wigwam è un'organizzazione sostanzialmente ambientalista, non ha una visione ideologica dell'ambientalismo, fa delle cose e soprattutto cerca di creare interscambio tra i territori che si ispirano a questi valori, perché da una parte i territori si rafforzano e dall'altra creano come dire, supporti a chi ha questa come dire, voglia di fare ma non sa come fare e quindi crea anche in fondo delle economie. Il modello è basato sull'individuazione di persone che abbiano capacità e voglia di spendersi per coordinare, animare, diventare punto di riferimento della propria comunità, quelli che potrebbero essere definiti dei catalizzatori, insomma, no? Senza i quali non succede niente, perché le potenzialità ci sono e dopo le vedremo, ma se non c'è il soggetto che catalizza, che interessa, in questo caso per esempio il catalizzatore è Mauro da una parte ed è Katie dall'altra, se non c'erano loro due non ci saremmo trovati questa sera in questa bella chiacchierata e a costruire eventualmente le premesse per fare qualcosa di importante in futuro. Quindi vediamo che l'elemento catalizzante è fondamentale e quando parliamo di catalizzatore non parliamo di un qualcosa di fisico, ma parliamo di un qualche cosa di, come dire, di umano. I catalizzatori a cui pensa Wigwam sono catalizzatori umani, persone motivate e soprattutto naturalmente che siano anche portate a fare questo lavoro, perché non è una cosa da tutti.
È necessario che un territorio che voglia aggregarsi in comunità locale individui una figura catalizzante che noi chiamiamo linkman, la parola stessa, no, lo dice, è un'espressione tra l'altro non che abbiamo inventato noi, che l'abbiamo scoperta. Il linkman, parola inglese che significa, come dire, connettore di persone. E nell'inglese medievale il connettore, il linkman, era colui che quando non c'era l'illuminazione pubblica accompagnava i viandanti, i gruppi di viandanti con la lanterna oppure con la torcia quando non c'erano le lanterne e faceva luce, no, nella via, ed era anche una persona che conosceva la via e si dislocava a qualche passo in avanti per non ascoltare i discorsi che facevano il gruppo, quindi per una questione di privacy, no? Ed è molto simbolico questo perché fa luce, indica la via, cioè, ha molti significati importanti dal punto di vista metaforico. Poi però abbiamo scoperto, e questo ce l'ha raccontato il nostro Giovanni Cecconi, corrispondente alla comunità locale Wigon di Venezia, che anche a Venezia c'era un linkman e si chiamava El Codega. Allora, per i veneti non può, no, voglio dire, arriva subito, no, il significato del codega, no? E a coega è la cotica del maiale ed sta attaccata al corpo del maiale, e il codega veneziano era colui che illuminava, diciamo, le calli perché la gente non finisse in acqua e stava attaccato al gruppo che accompagnava. Quindi c'è assolutamente bisogno di un catalizzatore umano, che può essere l'operatore linkman oppure semplicemente un corrispondente, come alcuni di noi sono intorno a questo tavolo, che sviluppi questa funzione. Il corrispondente non fa semplicemente un'attività di catalizzazione della propria comunità locale, quindi punto di riferimento, ma è anche colui che rappresenta un'antenna che trasmette ciò che viene proposto, costruito, realizzato, ideato, pensato dalla propria comunità locale verso le altre comunità locali. Lo fa verso il mondo complessivo, attenzione. Però noi sappiamo bene che se trasmetti messaggi, questo funziona anche diciamo, dal punto di vista tecnico delle trasmissioni, o dall'altra parte c'è un'antenna che riceve e che è sintonizzata sulla stessa lunghezza d'onda, altrimenti i tuoi messaggi finiscono nell'etere e non li riceve nessuno. Per cui il modello funziona nel momento in cui altri territori La connessione di Efrem. Efrem, Sta perdendo la connessione. bene, l'abbiamo perso Efrem. Bene, comunque eravamo già un po' sui minuti che avevamo previsto. Possiamo passare a Matteo, poi comunque alla fine faremo un'altra passata. Quindi presento Matteo Altavilla, presidente del CTA, Centro Turistico delle Acli, presidente nazionale. Grazie Matteo. Do la parola, ti do la parola, ti metto anche. Adesso ti vediamo. Grazie a voi. Spero che non mi si blocchi anche a me la connessione. Sì, ecco, io sì, sono il presidente del centro turistico delle Acli, quindi del mondo associativo che si occupa di turismo e ben si lega un po' a quello che stava raccontando Efrem sull'esperienza importante di Wigwam. Insomma, parto da quello che parlava soprattutto di relazioni sociali. Ecco. Il centro turistico Acli sono centinaia di associazioni sparse in tutta Italia, da Trento a Aosta fino a Catania. Abbiamo appunto le nostre Acli, ma anche i punti che si occupano proprio di turismo delle Acli, il centro turistico, che nasce insomma dal dopoguerra, insomma, per la organizzazione del tempo libero dei lavoratori, delle famiglie, ecco. E quindi è un'associazione nata
per quella che si chiamava un tempo la ricreazione sociale, no? Ecco, che è fatta anche appunto dal momento liberato dalle ferie e dei viaggi. Fatto dal centro turistico vuol dire fatto da un'associazione che ancora di più rispetto poi all'intervento di prima mette l'accento sul turismo come significato antropologico e come strumento, non come finalità, quindi non tanto per organizzare servizi turistici tout court, quanto perché attraverso il turismo riusciamo, come dire, a raggiungere altre finalità, quelle dell'incontro sociale, delle relazioni, di stringere legami sociali, di fare esperienze, no? Adesso ormai va di moda anche il turismo esperienziale, ecco, diciamo che le ACLI sono inventate già dal 49, queste esperienze di turismo esperienziale, perché è fatto sostanzialmente soprattutto di turismo di gruppo, quindi dove la socialità, la relazione, il fare comunità in viaggio è il DNA del turismo associativo. E quindi in questo senso si lega molto bene, anche in maniera molto propositiva, al legame, ecco, per cui il ponte anche di conoscenza nei luoghi, nella storia, parlo per l'Argentina, no? Quindi per l'associazione Famiglia Veneta, dove l'idea del turismo, del viaggiare, è incontrare una comunità di persone, incontrare e conoscere luoghi paesaggistici, la storia, l'arte, la cultura, ma non senza un legame, un incontro con la comunità vera, cioè chi vive il posto, e quindi far parte per un periodo anche breve di una comunità altrove. Ecco. Ed essere allo stesso tempo, visto che siamo associazioni, organizzazioni di accoglienza, quindi la possibilità che i CTA, le ACLI e i CTA organizzati in un po' tutta Italia possano anche accogliere, quindi il famoso turismo delle radici. Anche questo le ACLI non lo scoprono adesso, ma da tanti anni, perché accolgono sia chi è emigrato, ma anche, diciamo, chi vuol conoscere i territori dell'Italia, incontrando e visitando non soltanto le mete prettamente turistiche conosciute o da scoprire, ma anche quelle minori, no? Il cosiddetto turismo minore, dei borghi, delle comunità, dove si fanno quindi esperienze sociali, si fa cultura, ma attraverso l'esperienza culturale, insomma, e quindi diventano poi esperienze personali, e questo crea relazioni e quindi legami sociali, cioè c'è un filo rosso un po' che lega questo tipo di esperienze. Sembrano cose complesse, in realtà è proprio quando il turismo viene progettato con cognizione, anche con delle finalità, che questo si realizza, insomma. Quindi l'idea di mettere insieme, diremo noi, binar su le persone, insomma, per andare insieme, ma dove diventa l'occasione di conoscere, di presentare che cosa si va a vedere, chi si va a incontrare, e così come quando si accoglie anche, come dire, la vocazione anche dell'accoglienza con la maiuscola, anche questa, come dire, è una vocazione che non è prettamente un servizio di guida o accompagnamento turistico, è proprio un mettersi a servizio con il piacere di farlo, di incontrare, di fare comunità. Questi tipi di esperienze poi, come dire, il centro turistico de ACLI le facciamo un po' a 360 gradi, insomma, quindi sia organizzando per i soci e i nuovi soci esperienze nei territori o di scambio con altre province, alla scoperta un po' di borghi, nord, sud, o al di là dell'enogastronomia, insomma, le cose già note, ma anche, come dire, significando anche un po' una politica turistica, cercando di scegliere anche strutture che abbiano, come dire, una gestione sociale delle strutture di accoglienza. Quindi penso al tema delle case per ferie o gli alberghi diffusi, piuttosto che agriturismi gestiti dalla cooperazione sociale, da altre associazioni del volontariato. Ma così come, diciamo, a viaggi, penso ai viaggi della memoria, ai viaggi della storia, che diventano esperienze anche lì, non solo di conoscere la storia, ma anche di fare un'esperienza, perché si va in quei luoghi e soprattutto magari a incontrare testimoni della storia.
e ne abbiamo tanto bisogno di, come dire, riscoprire la storia, perché spesso invece viene dimenticata, si fanno gli stessi errori, l'attualità, ahimè, lo dimostra. Ma l'elemento bello è proprio il tema della comunità in viaggio, ecco, sia accogliente ma anche in viaggio, perché poi viaggiando si diventa davvero compagni di viaggio nel senso più letterale del termine, cioè compane, coloro che dividono il pane. Ecco, in questo senso diventa veramente un momento di grande socialità. Allora, come dire, noi siamo molto, abbiamo parlato anche al nostro interno, insomma, di questa connessione con voi, c'è molto desiderio di potersi mettere in connessione per poter pensare appunto a realizzare questi ponti di scambio di conoscenza, sia per un po' i soci delle varie province, per andare l'altro giorno, giusto per farmi un esempio pratico, insomma, con gli amici di Cuneo, un'assemblea molto partecipata di centinaia di persone, ho detto che abbiamo questo incontro, che abbiamo questo contatto, hanno detto, ah, che bello, potremmo finalmente andare in Argentina e scoprire con chi vive lì e ci fa conoscere, insomma, c'è voglia dell'incontro. Ecco, questo è molto bello. E così come posso garantire che possiamo ospitarvi non solo nelle bellissime di Wigwam, ma anche appunto nelle comunità delle ACLI, del centro turistico ACLI, che sono in tante parti d'Italia. Basta, io non so quanti minuti, ma volevo, come dire, dare spazio anche eventualmente a Sì, uno scambio, no? Adesso esatto, sì, capisco che l'idea era una piccola presentazione, 10-12 minuti, e poi comunque fare un dialogo. Questo è un primo incontro anche in una data molto particolare di tutte le nostre vite, perché a dicembre, metà dicembre, veramente è molto difficile incontrarci, ma penso che sia il primo incontro, così l'anno prossimo possiamo anche già iniziare da gennaio a pianificare. Qua in Argentina c'è tanta voglia, c'è tanta gente che vuole viaggiare in Italia e che di fatto lo fa, ma non è lo stesso viaggiare da solo con un'agenzia viaggi che andando in comunità. Ovviamente chi ha la famiglia, i parenti, va dai parenti, ma c'è tanta gente che magari i parenti non ci sono, c'erano ma non ci sono più, e non è la stessa cosa viaggiare da solo che, come hai detto tu Matteo, in comunità. Ehm, certo, ma c'è io, anche, come dire, sì. bisogno di rieducare anche al vivere l'esperienza turistica in un certo modo, no? Perché ormai siamo sempre più abituati al centro commerciale, quindi compro un servizio, deve essere puntuale, lo vivo da solo, non ho voglia di condividerlo. Ecco, le associazioni come le nostre cercano di fare qualcosa che va un po' controcorrente rispetto all'attualità che viviamo del consumo, no? Cioè, quindi quello di creare relazioni vuol dire stabilire connessioni, vuol dire fare esperienze insieme. Non è cioè era da tutti forse per molte generazioni, ma adesso invece va rieducato il tema dell'incontro. E il turismo favorisce proprio questo, diventa un'occasione bella, anche per chi magari vediamo non ha propriamente la vocazione di stare insieme, anzi a volte parte un po', ma insomma stare insieme ad altri un po' perché magari non si conoscono tutti, invece poi facendo l'esperienza insieme, mangiando insieme, vivendo la fatica del viaggio, un ambiente nuovo, eccetera, magari anche lo scambio di lingue diverse, ecco, si scopre invece che c'è una ricchezza nell'incontro, nel tema dell'incontro, che è molto bella. E quando si torna cambiati. Anche questo è un altro tema un po' delle ACLI, del centro turistico ACLI, cioè la generatività del turismo, no? Non solo l'esperienza, cioè quanto attraverso questa pratica torni generato nel senso di trasformato, cambiato, non più uguale a prima. Ecco, quindi
perché non soltanto c'è la foto, il selfie con un monumento dietro, ma perché invece nell'incontro, la fatica del viaggio, di un cibo diverso, eccetera, invece si fanno esperienze nelle quali si torna cambiati come individui, come persone, magari come famiglia, come gruppo di amici, come conoscenti, insomma. E quando ci si riconvoca per rincontrarsi, chi ha viaggiato, chi ha fatto questa esperienza dell'incontro ha più piacere, è più predisposto anche a condividere altre esperienze. Per quello le ACLI insistono sul tema del turismo, perché è un altro modo per stimolare le persone a ripartecipare, quindi a vivere insieme momenti anche di confronto, ma ormai si è perso, come dire, la chiamata alle convocazioni sui grandi temi, no? I temi del lavoro, i temi diciamo, il rischio di essere percepiti in maniera diversa, e quando invece si chiamano le persone per fare un'esperienza specifica, diretta, allora ecco che si aprono dei canali, si aprono dei fili rossi che poi si possono mantenere anche per altre relazioni, per altre occasioni di partecipazione. Perfetto. Bene, grazie Matteo. Adesso do la parola a Ketty e poi facciamo una chiacchierata tutti insieme anche con il pubblico che c'è adesso. Ricordo che questo incontro, questo webinar sarà messo in onda sabato prossimo alle 10 di Argentina, 14 d'Italia. Bene, grazie Matteo, Ketty. Sì, grazie Mauro. Beh, intanto il titolo, diciamo, che ho voluto dare a questo mio piccolo intervento è il desiderio e l'impegno del mantenimento delle tradizioni culturali italiane in Argentina da parte delle nuove generazioni e viceversa. Infatti con Mauro noi ci siamo incontrati a Milano a novembre, quindi finalmente fisicamente, e quindi dicevo che dopo aver fatto una chiacchierata abbiamo pensato di mettere in atto concretamente quella che appunto si stava dicendo, una collaborazione vera tra i nostri paesi, ma soprattutto con le associazioni di cui facciamo parte, con i territori, quindi con le comunità, in questo caso di Wigwam, che ci appartengono, e con le altre associazioni che vorranno appunto collaborare con noi, perché questo si intende creare quelle che sono le sinergie rispetto a quello che si è detto fino adesso, no? Scambi culturali, sociali, e quindi naturalmente organizzando viaggi di conoscenza e di valore, come si diceva, in Argentina e in Italia, pensando diciamo delle iniziative e ai periodi anche un po' particolari, che non sono quelli commerciali magari, ma pensando appunto a eventi nei quali realizzare proprio iniziative di spessore, di qualità e di solidarietà e di condivisione, come si diceva, e con persone motivate appunto a fare un certo tipo di turismo sociale, quindi diverso, con le testimonianze locali, quindi perché sono quelle che poi ci lasciano qualcosa sempre nella nostra memoria, no? Io insomma son tanti anni che organizzo viaggi della memoria nei luoghi della Resistenza, della guerra civile di Spagna, ad esempio, e quindi in questo caso effettivamente i testimoni, purtroppo ormai ce ne sono pochi, però i luoghi ci raccontano veramente ancora tanto, anche perché il mondo virtuale effettivamente ci fa conoscere, e mi ha fatto conoscere Mauro, naturalmente anche le associazioni, però in questo caso se riusciamo anche a incontrarci è evidente che poi cambia tutto, perché la realtà insomma è sempre la cosa migliore. Questo ci dà la possibilità di respirare quelli che poi sono i profumi dei luoghi e delle persone, no, quindi anche in maniera fisica. I nostri 2 paesi sono assolutamente distanti a livello geografico, però sono molto legati, diciamo saldamente, da delle radici che vanno nella storia, vanno nella tradizione italiana, e quindi ognuno di noi credo che sente la necessità, no, di condividere i territori, ognuno nel proprio ambito, anche perché insomma sappiamo tutti l'Argentina ha accolto, secoli fa migliaia di emigranti italiani che hanno portato con sé tutto, ciò che appartiene appunto alle nostre radici, comprese ad esempio le ricette, le tecniche comunque delle ricette, l'amore per il cibo, per la terra d'origine, la musica, il tango e il calcio, e quindi diciamo che il sapore di un viaggio in Argentina diventa ancora più tangibile se poi diventa una realtà grazie alle famiglie, quindi alla presenza di famiglie che hanno un forte legame storico e sociale
in particolare Rosario, in questo caso, con cui stiamo facendo questo evento, quindi ringrazio assolutamente Mauro. Però una cosa che volevo dire è quella proprio rispetto ai giovani, perché i giovani hanno una grande voglia di conoscere il loro passato. Io lo vedo anche qua, perché hanno voglia di capire un po' che cosa ha contraddistinto la cultura comunque italiana, che poi si è trasferita nei vari paesi all'estero, che si sono comunque miscelate, no? Con lo stato attuale di queste due culture che hanno le stesse fondamenta. E quindi non c'è niente di meglio, pensavo appunto di mettere insieme le nostre forze per far sì che i discendenti italiani in Argentina e le famiglie che stanno vivendo appunto questo turismo delle radici e di ritorno assaporino effettivamente quello che è poi il contatto vero con le tradizioni e la nostra storia. Tra l'altro i giovani stanno sempre di più partendo dall'Argentina per venire a studiare in Italia, e tra l'altro molti sono qui a Milano, appunto alle università milanesi, e tanti giovani italiani hanno proprio voglia di vedere quei luoghi simbolo, no? Ad esempio la tradizione appunto insomma di Buenos Aires o comunque anche di Rosario. Noi tra l'altro insomma abbiamo diciamo così anche dei miti, no? A livello generazionale che ci legano un po' alla città di Rosario, quindi effettivamente insomma pensando a Che Guevara, voglio dire, tutte le generazioni di giovani insomma siamo molto legati, no? A questo, anche alla storia e quindi al dibattito politico e sociale. Dicevo prima che nel corso degli anni effettivamente ho realizzato tanti viaggi di conoscenza, e quindi anche questo momento credo che sia importante, perché se riusciamo a condividere, per chi è assetato proprio di cultura e che ha voglia di creare sinergie, possiamo assolutamente proseguire con questo intento. Quindi insomma io mi auguro veramente che questo sia semplicemente un piccolo incontro d'inizio, però poi divulgheremo, appunto, stiamo condivideremo sabato sui nostri canali YouTube e i nostri social questo nostro primo incontro, però poi questo l'anno prossimo spero che diventi assolutamente non più un fatto virtuale, ma un fatto concreto. Bene, grazie Ketty. Eh, abbiamo già fatto tutti e tre interventi. Vorrei che se qualcuno, anche Efren che adesso è tornato, ha avuto problemi di connessione, se vuoi finire la tua idea, comunque possiamo già un po' parlare sugli argomenti, anche pensando a concreto cosa si può fare per l'anno prossimo. Qua, per esempio, in Argentina si organizzano tantissimi viaggi di studio per imparare in loco, in situ, la lingua italiana. Qua tutte le associazioni, noi per esempio abbiamo 100 alunni di italiano nei diversi livelli, e poi ovviamente tutti vogliono viaggiare in Italia per applicare le loro conoscenze, e si organizzano questi viaggi. Il problema che noi abbiamo come Associazione Veneta, che lo abbiamo avuto appunto quest'anno, che con Gigliola e con Marisa, con tantissima gente della rete Wigwam, abbiamo lavorato per mesi, durante mesi, per organizzare un viaggio di studio al Veneto, in Veneto, e che poi alla fine i costi erano enormi, perché viaggiare 20 giorni al Veneto girando costosissimo, mentre che le altre associazioni magari vanno al sud, Sicilia, Calabria, Puglia, spendono la terza parte. E quindi vogliamo anche lavorare su questo, perché ovviamente come Associazione Veneta vogliamo che i nostri alunni conoscano il Veneto. Ma vabbè, solo per dire, per mettere anche un esempio di cosa si può fare, che ti ha parlato, ci ha raccontato a Milano i viaggi che faceva a Cuba, anche in Spagna. Questi viaggi noi qua in Argentina possiamo ovviamente organizzarli. Tu hai detto ovviamente il Che Guevara, ma per i giovani forse l'idolo Messi, che è nato anche a Rosario, Certo, Maradona. il calciatore. Quindi abbiamo per tutte le generazioni. Bene, non so se Efrem vuoi finire, o Marco, o Marisa, facciamo 15 minuti di chiacchierata. Lasciamo a Marisa e a Miriam
di concludere il nostro incontro. Io avevo già detto, insomma, gran parte delle cose che mi ero prefisso. Bene. Marisa, Rossana, Marco, Allora, Miriam. non so, dico due parole io, Marisa Saggiotto, della WIWA Local Community del Colognese Veneto. Colonia Veneta è una piccola realtà, diciamo, della provincia di Verona, però di vecchia data perché era legata alla Serenissima Venezia, e quindi ha sempre avuto un posto importante nella storia. Nella nostra realtà noi siamo un agriturismo con alloggio, Corte delle Giuggiole, con fattoria didattica e fattoria sociale per l'inclusione di persone svantaggiate, e con mia figlia Beatrice Massignan, che conduce l'azienda agricola e che è aiutata dal fratello Gian Matteo Massignan. Ecco, noi abbiamo questa realtà, abbiamo incontrato Efren ancora negli anni 97-98, quando appunto parlava della filosofia WIWAM, tra virgolette, insomma, ad un incontro, ad una lezione dei coltivatori diretti, dove appunto c'era mio figlio iscritto e dove partecipava per avere appunto il patentino per aprire poi azienda agricola, agriturismo. Ecco, quindi è da tanti anni che ci conosciamo, che abbiamo abbracciato questa filosofia e che siamo qui nel territorio a testimoniare, insomma, quanto siano importanti, come dite voi, avete detto, le relazioni che si fanno e che coinvolgono un po' le persone, insomma, nella loro vita. E noi qui lo vediamo tutti i giorni perché abbiamo appunto ospiti avendo l'alloggio, e abbiamo avuto ospiti anche dall'America Latina. Poi noi con WIWAM abbiamo avviato molti eventi dove abbiamo invitato gli storici del territorio, scrittori che a un certo punto della loro vita hanno deciso appunto di narrare, scrivere, quindi mettere nero su bianco su libri delle loro storie, delle storie di loro antenati e di coloro che le hanno preceduto. E appunto prima parlavo del professore Efren, scusate, il professore Gianni Storari, dirigente scolastico, appunto, che è scrittore di libri, che ha scritto l'ultimo libro, appunto, L'eredità, il titolo stesso che ho qui anche, eccolo, nel quale appunto parla dell'Argentina, ecco, parla dei suoi viaggi in Argentina per scoprire i luoghi dove hanno vissuto i suoi antenati che sono stati emigranti, ecco. Sono legata anch'io al mondo ACLI perché conosco parecchie mie amiche, avvocati anche, insomma. Ecco, e quindi mi fa molto piacere di conoscere che c'è questa formula di turismo che è appunto stata avviata da tanto tempo, e quindi condivideremo senz'altro con loro le nostre esperienze. E, abbiamo anche dei contatti con veronesi nel mondo e con delle comunità anche mantovani nel mondo, cioè con tutti coloro. A Verona esiste proprio un'associazione di cui conosciamo bene anche il presidente, col quale appunto ci siamo rapportati per mettere in contatto Mauro con loro. Ecco, che altro dire? Noi siamo qui nel territorio un piccolo, dice mia figlia, sempre un piccolo francobollo, però siamo disponibili per gli incontri e per accogliere, insomma, ecco, l'accoglienza penso che sia alla base di una buona relazione, di una relazione sociale, ma anche di una relazione turistica,
il turismo sarà il futuro, penso, quindi le persone si muoveranno sempre di più, anche se noi ci possiamo anche sempre incontrare in questo modo, insomma, online, però i giovani penso che si muoveranno anche fisicamente. Ecco, non so che altro dire. Vi ringrazio di questa bellissima occasione. Ringrazio naturalmente WIWAM e tutti i loro rappresentanti e io aspetto sempre con gioia le loro venute. Insomma, grazie. Bene, grazie Marisa. Ehm, se qualcuno vuole aggiungere, Rossana, Miriam, Elisa, Sì, Marco. allora intanto grazie, vi rubo proprio 2 minuti anch'io. E con Efrem abbiamo iniziato, e io sono Miriam, sono la new entry, diciamo, in Wiguan Turismo, e da pochi mesi proprio abbiamo iniziato questo percorso, questo progetto, e sono molto contenta anche di far parte di una cosa veramente molto grande, insomma, e quindi con dei bellissimi obiettivi. E come dicevi tu, Mauro, ecco sì, il problema diciamo del Veneto è che è abbastanza caro, però secondo me ci sono delle soluzioni che si possono trovare, ecco, coinvolgendo proprio le comunità, e quindi bisogna proprio riuscire a trovare la comunità che capisce, che entra nel meccanismo di questo interscambio, insomma, che è uno scambio culturale, come si diceva prima, anche uno scambio costituito da tanti elementi. Quindi sì, penso che la cosa principale sia il fattore del volo, insomma, che ha un prezzo che non è proprio così abbordabile. Però secondo me l'accoglienza, ecco, bisogna trovare proprio la formula e anche interrogare un po' le varie realtà e vedere quella che in qualche maniera è più propensa, e secondo me si può trovare, insomma, ecco, non è così difficile. Sì, siamo accoglienti anche noi veneti, quindi non solo al sud, perché poi quelli che arrivano dal sud dicono il contrario, insomma, ecco, che non siamo tanto aperti, però non è questa realtà. Ecco, condivido proprio anche il messaggio di questo rieducare al viaggio sociale. Purtroppo col Covid io mi rendo conto e mi sono resa conto che anche i ragazzi, la maniera di trovarsi è sì, sempre online, però il contatto fisico, come si diceva prima, il cibo, la musica, il condividere lo sport, che fanno proprio, che danno questo senso di socialità che sta un po' scomparendo. Lo vedo anche negli adolescenti, che ho una figlia adolescente. Noi magari, non lo so, ti ritrovi, ti chiami, loro hanno sto modo molto spiccio, però poi nel concreto, quando c'è proprio da esserci fisicamente, fanno molta fatica, e quindi penso che adesso ancora di più, perché diciamo le persone con una certa età sono abituate a questa socialità. Ecco, e la ricercano, tanto che nei viaggi che io comunque accompagnavo, la persona che già dai 60 in poi è abituato a creare gruppo, a raccontarsi. Invece diciamo i giovani sono più nel loro mondo, e quindi giustamente, come si diceva prima, il fatto di creare con il viaggio il gruppo che si ritrova, giustamente che si ritrova, però si ritrova non solo per il viaggio, ma come veniva detto prima, anche per tutte le altre attività sociali. Quindi qualsiasi proposta fatta in altri ambiti viene accolta meglio, insomma, ecco. Quindi sì, viva il viaggio, ecco, che crea comunità. Ecco, grazie. Grazie Miriam. Beh, Mauro, visto che mi hai invitato, ti ringrazio.
dico due parole anch'io. Allora, Vai. noi stiamo collaborando anche per gli aspetti un po' legati alle possibilità così di favorire delle esperienze che vanno anche al di là del turismo sociale, ma proprio anche collegate alla possibilità di venire in Italia per lavorare. Però io, oltre a fare l'avvocato, appunto sono un dirigente delle ACLI da tanti anni. Attualmente presiedo il circolo di Venezia, quindi il circolo ACLI di Venezia, isola, diciamo, città storica. Quindi ben volentieri, insomma, tutta la disponibilità, visto che insomma la presenza dei veneti nel mondo e in Argentina in particolare è un'esperienza molto importante ed ha caratterizzato tutto il Veneto, insomma, dalle valli del Cadore fino al Polesine. Però certamente immagino che se qualcuno vorrà venire a riscoprire le proprie origini o a praticarle, diciamo, un po' nella logica ci siamo detti in questa chiacchierata, una capatina a Venezia penso che la vorrà fare. Ecco, bene, allora sappiate che c'è un circolo delle ACLI pronto ad accogliervi, a introdurvi, a farvi conoscere anche le cose un po' più particolari di questa città così unica al mondo e che ha veramente tanto, tanto da riservare, tante cose da scoprire. Quindi, insomma, tutta la disponibilità anche proprio a organizzare così delle esperienze, dei giri, delle visite, sia culturali, ma anche appunto un po' diverse, insomma. Venezia offre veramente tanto. È un po' un problema per chi ci arriva da turista districarsi appunto tra le calli, perché diciamo Venezia non è una città che offre dei percorsi alternativi o ben pochi, quindi o tu ci vai con qualcuno che ci vive oppure rischi di fare un'esperienza che è abbastanza scenografica, ma non così interessante come invece potrebbe essere. Quindi bene, noi ci siamo e volentieri ci diamo da fare. Bene, grazie Marco. Quelli che stanno guardando, vedendo questo video, sicuramente saranno interessati. Guarda, Rossana? sì, ecco, mi arrivo proprio in conclusione, così anche mi presento, visto che sono arrivata anche in ritardo, come solitamente mi capita. Mi chiamo Rosanna, sono una guida turistica, ormai per tutto il Veneto, quindi faccio Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, ma una tantum perché per me Venezia è sempre uno scoglio molto importante perché troppe persone non amo, ecco, la confusione che in determinati periodi dell'anno va in quella città, sebbene bellissima e sebbene adorata. Mi ha fatto piacere ascoltare, ho collaborato spesso con le ACLI come guida turistica, mentre i corrispondenti ormai li conosco tutti, ho collaborato, come sai bene, per preparare quel programma della vostra visita qui a Padova e Venezia. È uno degli scogli più importanti, è stata proprio Venezia con i costi che ha Venezia, perché è una città estremamente costosa ed è stato forse anche uno dei grandi punti nel programma che ha fatto lievitare i costi. Non che Padova sia economica, però è vero, il Veneto è costoso, è innegabile. Lo vediamo anche noi quando andiamo magari in Sud Italia, facciamo un confronto su quello che è la vita, il costo della vita in Sud Italia e quello che è il costo nostro, quindi effettivamente c'è una bella differenza. Nel frattempo, visitando anche, entrando in contatto, abbiamo anche scoperto altre realtà, come ad esempio a Campo San Piero, che poteva essere una soluzione abbastanza valida anche per voi che venivate giù, sia dal punto di vista alberghiero, sia dal punto di vista del costo, sia anche della comodità, perché c'è una stazione dei treni comoda e col treno ti muovi, puoi andare a Venezia da Campo San Piero, puoi andare a Padova, puoi andare a Vicenza con i cambi e questo era anche estremamente fruibile senza ricorrere al pullman perché purtroppo anche i pullman hanno dei costi piuttosto importanti. Ecco, questo era solo il mio intervento, quindi mi ha fatto piacere sentire un po' le opinioni di tutti e di conoscere anche chi ha partecipato a questo webinar, visto che alcuni volti non li conoscevo magari perché nominati da Efren, ma non avevo avuto ancora il piacere di conoscerli, anche se così in modo virtuale è sempre una prima occasione. Ecco, quindi grazie a tutti. E ora mi taccio
e con l'occasione anche un buon avvento a tutti voi. Insomma, ormai siamo veramente vicini alla buona Navidad. Ecco, grazie e buona serata a tutti. Bene, grazie Rossana, piacere. Comunque ci siamo visti, mi sa, in qualche incontro qui qua, ma sì, è la prima volta che siamo faccia a faccia. Bene, siamo già un po' sull'orario previsto. Questo comunque è una un primo approccio a questa tematica. Noi come Associazione Veneta di Rosario siamo anche parte, siamo una comunità locale Wigwam e stiamo lavorando con Marco, con Matteo, con Elisa per firmare un accordo, quindi legarci un po' più strettamente all'ACLI, alle ACLI, e quindi anche poter fornire qualcuno dei servizi che le ACLI offrono, ma soprattutto siamo molto interessati a questo del turismo, non solo per andare in Italia, ma anche per ricevere italiani qua in Argentina. Quindi la nostra sfida di tutti penso che sia adesso pensare sul concreto, pensare a progetti. Vedevo il banner che ha Marisa dietro che dice Wigwam, idee, progetti, azioni. Quindi la nostra sfida adesso sarà creare delle belle idee e concretizzarle per magari l'anno prossimo avere qualche gruppo di turisti sociali, come abbiamo detto, italiani in Argentina e anche argentini di origine italiane in Italia, vediamo ovviamente in Veneto, ma anche in tutta l'Italia. Va bene, io vi ringrazio a tutti, rimaniamo così, manca poco, anche vi auguro buone feste. Altrettanto, grazie. Buone feste a tutti. Grazie, buone feste anche a te, a tutti quanti. Grazie. Buone feste a tutti, grazie. Buone Grazie. feste, Io Wigwam. finisco la trasmissione